Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e oggi siamo qui con una bellissima scacchiera fisica per vedere le 5 trappole che devi assolutamente conoscere se giochi a scacchi, soprattutto online. Questa bellissima scacchiera è la scacchiera che si chiama La Corona, la trovate nel link in descrizione sul sito reame.eu dove ci sono tutte queste bellissime scacchiere in legno da gioco. Ma andiamo a vedere subito la prima trappola. Questa forse è la più conosciuta, ma l'ho voluta comunque inserire all'interno di questa lista. Le altre, soprattutto l'ultima, è quella più micidiale. Andiamo a vedere questa che deriva dal controgambetto Albin. D4 per il bianco, D5, C4 il famoso gambetto di donna e qui il nero controbatte con E5, contro gambetto di donna. Sulla cattura il nero stupisce andando a spingere questo pedone che va perfettamente a controllare queste due caselle. E a questo punto una mossa come 3 per andare ad attaccare quel pedone permette al nero la fantastica fuoriuscita di alfiere in B4 scacco. La difesa più comune qui a questo punto è alfiere in D2, ma attenzione a questa mossa. Dopo la cattura del pedone, qui la risposta corretta per il bianco sarebbe quella di ricatturare con il pedone in F, ma ovviamente il bianco si fa ingolosire da questo bellissimo alfiere in presa, ma dopo la cattura guardate che cosa succede. Pedone per F2, il re non può mangiare questo pedone altrimenti la regina sarebbe in presa, quindi gioca re in E2, ma a questo punto abbiamo un pedone cattura cavallo promozione a cavallo scacco. Questo bisogna assolutamente catturarlo e adesso che il cavallo in G non c'è più, il nero può giocare tranquillamente alfiere in G4 scacco e il bianco perde la regina. Senza questa mossa intermedia il bianco avrebbe potuto parare questo scacco con un cavallo in F3. In questo modo la partita è completamente terminata a favore del nero. E andiamo a vedere la seconda trappola. Vi chiedo veramente la massima attenzione perché su scacchiera fisica ovviamente non è così didattico e facile da capire rispetto alla scacchiera 2D, quella lì che vediamo tutti di chess.com. Quindi i pezzi sono tridimensionali, ma questo è il vero gioco degli scacchi. Questo è, per chi ha giocato partite a tavolino sa che questo è il vero gioco degli scacchi. Quindi andiamo D4, C6, difesa Caro-Kann, D4, D5 e a questo punto alfiere in D3. Su una mossa come cavallo E6, una mossa dubbia che mira subito a prendere di riferimento questo pedone, il bianco ha subito la spinta in E5 e adesso questo cavallo deve andare da qualche parte, o ritorna a casa oppure per non tornare a casa va in una posizione passiva come in D7. Ma dopo pedone in E6, ancora una volta qui c'è una doppia minaccia, il nero deve prendere provvedimenti. In caso di F per E6 risposta sbagliata, qui c'è la fantastica diagonale completamente scoperta, donna H5 scacco, G6 unica risposta finale e a questo punto il gran finale con fuochi d'artificio, sacrificio di regina su pedone, scacco, pedone per e la partita si conclude con un bellissimo matto d'alfiere, alfiere per G6, scacco matto. Continuiamo con la terza trappola di oggi che è il famosissimo gambetto Englund. All'interno della nostra Accademia di Matto Scacco abbiamo spiegato esattamente come confutare e vincere questo gambetto, ma se il bianco non sa esattamente come giocare, D4 e 5. E 5 è un grande regalo, così grande che non si può non prendere. Donna E7, la donna minaccia il pedone, si mette subito in possibilità di andare in B4 dando degli scacchi. Cavallo F3 è la risposta più chiara a questa minaccia. Cavallo C6, arriva così un doppio attaccante su questo pedone centrale. E se il bianco vuole tenersi il pezzo a tutti i costi, giocherà un alfiere F4. All'interno dell'Accademia consigliamo la mossa alfiere G5 che è potentissima, ma normalmente quello che succede è alfiere F4. A questo punto
donna B4, scacco con attacco sull'alfiere. L'unico modo per non perdere l'alfiere è alfiere D2 che si para, ma a questo punto il pedone in B2 è gratis. Il nero riprende il pedone con la possibilità ora di catturare questa fortissima torre e in caso di alfiere C3 la donna sembra quasi in trappola, sembra che l'iniziativa sia passata dalla parte del bianco, ma adesso c'è l'abilissima alfiere in B4, inchiodando l'alfiere che non può catturare la regina e adesso c'è un doppio attacco su questo alfiere. E in caso di donna in D2, per tenere 2 volte con cavallo e regina l'alfiere in C3, semplicemente si vince con alfiere per C3, donna per C3 e qui arriva la simpaticissima donna C1, scacco matto. La partita è finita. Quarta trappola di oggi, vediamo che cosa succede in quella che è la partita italiana. Forse la partita più giocata, direi a tutti i livelli. È 4 e 5, cavallo F3, cavallo in C6 e adesso attenzione che arriva, alfiere in C4. Partita italiana. Ora qui consigliamo sempre per un gioco molto semplice di uscire con l'alfiere in F5. Nel caso in cui si esce con cavallo F6, che è per carità una mossa giocabile, bisogna stare attenti all'attacco fegatello. Ci sono vari video su questo canale di questo attacco fortissimo dove sia il cavallo che l'alfiere puntano sul punto debole in F7. Ma guarda qui il nero che cosa ha a disposizione. Il nero ha a disposizione questa simpaticissima cavallo per E4, invitando il bianco a catturare F7 con il cavallo con doppio su donna e torre. Qui la risposta migliore per il bianco è catturare l'alfiere, ma bisogna conoscerla perché questo cavallo sembra veramente impresa, no? C'è la regina che lo attacca, il cavallo stesso che lo attacca, quindi bisogna veramente qui fare i conti. Ovviamente in caso di questa ci potrebbe essere una mossa come D5 per riprendersi subito il pezzo, ma se qui il bianco gioca cavallo F7 ingolosito, qui si perde la partita. C'è donna in H4 con minacce di matto in F2. G3 e su G3 arrivano i super sacrifici. Arriva cavallo per G3. Ovviamente non si può giocare in H, altrimenti si perderebbe la torre. F per G3 e adesso donna in E4. Ovviamente c'è sempre sotto l'alfiere, scacco, ma ora si punta alla torre. Il re si deve spostare il re in F2 per far comunicare la donna e la torre, ma adesso arriva alfiere in C5, scacco al re. Re in F1 e adesso che il re è sulla prima traversa, donna per H1, scacco, il re si deve spostare e attenzione che ci sono le 2 donne che si guardano, cavallo in D4, scacco, il re deve allontanarsi dalla protezione della donna e il re da qualsiasi parte e abbiamo donna per D1, game over. Veniamo ora all'ultima trappola di oggi, una difesa scandinava e questa è veramente micidiale. E4, D5, ecco la scandinava. Questo pedone deve essere preso poiché adesso la regina esce subito al centro scacchiera, può essere facilmente attaccata come? Con cavallo in C3, attacco sulla regina, ritirata di donna in D8. Fuoriesce anche l'altro cavallo, cosa c'è di più bello? E adesso arriva alfiere in G4 andando ad inchiodare questo cavallo. Alfiere C4 impostando una sorta di partita italiana e su una mossa comunissima come cavallo F6, qui c'è una sorta di matto di legal. Arriva cavallo in E5 sacrificando la donna. Attenzione che se sacrifica la donna qui si perde, perché dopo questa abbiamo alfiere per F7, scacco matto. Ora il nero non è così fesso, ma gioca alfiere in H5 per dare uno sguardo al punto in F7, ma qui semplice tattica, rimozione del difensore.
la donna si sacrifica per catturare l'alfiere e ora o si è perso un pezzo gratis oppure, se il nero va a ricatturare, arriva il fantastico matto che avevamo previsto prima. Alfiere per F7, il re non ha vie di fuga poiché la casa in D7 è controllata dal cavallo. Amico di Matto Scacco, spero che queste trappole ti siano piaciute, spero che ti sia piaciuto anche il ritorno della scacchiera fisica. Se ti piace questa scacchiera ti lascio il link in descrizione e col codice MATTOSCACCO15 avrai il 15% di sconto su questo bellissimo prodotto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!